Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, vai di Football Manager, siamo secondi perché noi avevamo posticipato la partita contro il Fano per tanti giocatori impegnati con le Under 21. Ok, pretendente nel calcio, sono una squadra che ha possibilità di sorprendere, ok. Tutti abbiamo detto un po' di riposo, ok, perfetto, come si dice, una conferenza stampa molto lenta, il Fano 19esimo ragazzi, poi c'è anche il Feral Pisalò. Dobbiamo cercare di fare 6 punticini in queste due squadre. Ok. Ok, Bertoluzzi è felice. Serena, Filippo Serena, Filippo Serena, Filippo Serena. Non mi interessa. Ok, chiaramente l'unica partita dobbiamo tornare per tornare in testa, possiamo solo vincere. L'Alto, ragazzi, l'Alto Adige, che campionato. Comunque abbiamo Clemenza fuori per 9 giorni e Capone ha bisogno di riposo. Ok, allora. Al posto di Clemenza mettiamo Melegoni. Mi ha convinto di più di Stiolek. Ok. No, forse l'avevo già messo, scusate. Allora, beh, a quadro. C'è il rientro di a quadro, perfetto. Registrare dato difesa, molto bene. Capone purtroppo che è uno fondamentale fuori, mettiamo Marsura. Ok. Lo lasciamo proprio a casa, non lo convochiamo neanche. Capone anche Bianchi, ha bisogno di riposo, sono tutti stanchi, il rientro delle nazionali. No good, il resto però c'è, insomma. È a quadro, non è ancora in condizione a quadro. Io aspetterei a questo punto. Neanche Stulak, devono giocare così allora. Per la squadra un po' stanca, è arrivato dai nazionali sbregati, Dio Cristo. Fanculo. Me ne erano proprio prosciugati in Under 21, mi dà un fastidio sta cosa. Vai ragazzi. Allora. Non mi interessa. Andiamo. Vai Fioi, un solo obiettivo. Portare a casa i 3 punti a Fano. Ce la possiamo fare ragazzi. Vai. Siamo un po' stanchi ma abbiamo tutto per poter portare a casa i 3 punti. Marsura, Marsura. Ecco, subito cagata nel marzo. Dai ragazzi. A quadro rientra dopo l'infortunio. Melegoni. Lora, 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 Lora. Un tiro veramente schifosamente schifoso. Mi piacerebbe un progetto anche di fare lo stadio, chiaramente qua è dal 1960 che si parla dello stadio qua a Venezia, nella realtà voglio metterlo a posto o crearne uno nuovo, almeno qua. Voglio portare il Venezia ai più grandi livelli della storia. Sarà dura ma ce la possiamo fare. Stiamo giocando male per il momento, eh. Vai Fofa. Cutrone, madonna, cutrone per nessuno. Stiamo giocando male. Proviamo ad attaccarli allora sti stronzi. Dai. Attacchiamoli. Non possiamo aver paura di una squadra che è 18esima. Se vogliamo andare in Serie B tranquilli ancora. Bellemo recupera palla. Ah, stiamo giocando male, Beppe. Attenzione. Fuori gioco. No, ma era fuori gioco però. Ma era fuori gioco netto. Dai. Pitbull si chiama questo. Molto bene. Non ho parole. Un gol in fuorigioco vergognoso. Va bene, dai. Lasciamo perdere. Ma l'ho ammonito. Ragazzi, svegliamoci. Non possiamo perdere proprio contro sti stronzi. Dai. Dai, Garofalo. Attenzione, piantina. Palo di piantina e poi c'è il gol. Mamma mia. È sicuramente il miglior acquisto finora la piantina, eh. Questo prestito che però ce lo becchiamo noi, scendiamo in Serie B. No, dobbiamo andare in Serie B, fioi.
Se no, ritardare di un anno dopo dalla Bia là ci può stare anche un anno, però... Attenzione Pitbull, ma chi è sto qua? Ma Dio, ma dai. No, guarda, questa partita proprio non la capisco. Proprio non la capisco. Cioè, 2 tiri, 2 gol. Partita di una stranezza disarmante. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Se mi incazzo come una bestia. Guarda, guarda, Cutrone oggi mi ha deluso in maniera incredibile. Mettiamo Ivan il terribile. E cambiamo anche a quadro. E mettiamo Francesco Deli. Vai ragazzi, attacchiamo sti fili della mignotta, per cortesia. 26 gradi a Fano. Ma... niente, oggi non ci siamo. Brutta trasferta oggi, l'ho visto subito che la squadra non girava. Dopo le nazionali, questi sono i risultati. Fuori gioco ancora. Vabbè, però dai. Cerchiamo di portare a casa almeno un punto, cazzo. Incoraggiamoli, guarda, sta dominando stanno, ma dai però. Mamma mia quanto le odio ste partite. Gol. Niente, oggi dopo non ci siamo. Che disastro ragazzi, mamma mia. Male, 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 non tocchiamo più un pallone. Diciamo che è l'ultimo cambio, il cambio della disperazione. Togliamo Melegoni. E gol. Guarda, non ho parole, neanche lo guardo. Che scopola, ragazzi. Che scopola Fano. Perdere queste partite qua non fa bene per il morale, eh. Gol, Ed, ancora piantina, ma non serve a nulla. Oggi dopo la difesa non ha retto, non so come sia possibile, con una merda di squadra del genere. Va, guarda lì, no, vabbè, dai. Bisogna perderla, appunto. Cioè, prendere 4 gol dal Fano. Adesso scendiamo, rimaniamo secondi, ma 2 punti dall'Alto Adige proprio non mi vanno giù. Vai, campionato ancora lunghissimo, Fioi, però... ste nazionali saranno un po' di coglioni, sinceramente. Cazzo vanno a convocare i giocatori del Venezia, Dio Cristo. Un 4-2 pesantissimo. Dai, fischia, andiamo a casa, coglione di un arbitro della merda, dai. Primo gol era in fuorigioco, cambiava tutto, se non segnava quello vaffanculo, va. Garofalo. Finisce qua una partita disastrosa, seconda sconfitta stagionale, ma questa è pesante. Questa è pesante. Mamma mia, che sconfitta di merda. Allora, possiamo farlo direttamente da qua o no? Benissimo. Ok, così anche diventa mio amico. Domanda. Guarda, no comment, abbandona e vaffanculo, vado in bestia. Da cagare. Io ho fatto veramente una ramanzina a tutti i giocatori, è inaccettabile quello che è successo, veramente. Non si può perdere così, sinceramente, sono proprio deluso. Vabbè. Allora, certo che senza Capone non ne vinciamo una, è spaventoso. Spaventoso. Allora, Capone è fondamentale, anche Piantina chiaramente. Però cazzo, con Capone senza Capone non si vince. Allora, Malomo. Bianchi c'è.
Ok. Torniamo con la difesa titolare. Clemenza è ancora un po' infortunato. Clemenza non c'è. Melegoni, Lora, Quadro. Ok. Ok, andiamo così allora. Va bene ragazzi. Adesso voglio 3 punti contro il Feral Piscialò in casa, perché se perdiamo anche questa, allora sì che è brutta, eh? Vai, con il cuore, con la grinta e con la classe. Portiamoci a casa i 3 punti. Andiamo di offensiva, attacchiamoli subito sti figli della mignotta. Guarda che bello, si salutano i due misters. Allora. Aspetta un attimo. Volevo fare una cosa però. Qua mettiamo. Ci sono risultati, scusa. Altri risultati, ma dov'è? Ah, oh. Ah, ok, eccolo qua, eccolo qua. Ok, perfetto. Qua possiamo mettere... eh, No. Valutazione Venezia. Ok, perfetto. Molto bene. Andiamo. L'Alto Adige è col Forlì gioca. Vai raga. A Sant'Elena voglio 3 punti, ma non cominciamo bene. Dio Cristo, cosa cazzo abbiamo, Fioi? Bravo Fachin. Mamma mia, non so neanche a parlare. Non mi ricordo neanche i miei giocatori della mia squadra, bene. Vai Patrick. No, ma dai. Bravo Garofalo, dai che andiamo. Vai al capone, vai al capone. Niente da fare. Bravo Domizzi. Dai ragazzi, Bianchi. È mancato molto anche Bianchi purtroppo. Melegoni, ma che cazzo. Stazione interminabile. Attenzione, vai Piantina. La nostra stella, vai Cutrone. Ah. Bravo Domizzi, chiaramente in difesa, è un mastino, cazzo, è uno dei più forti che abbiamo, un'esperienza incredibile, ha giocato in Serie A in tante squadre, tra le sue migliori stagioni al Napoli. Poi? Ma ci svegliamo o no? A quadro, bravo. L'azione più lunga della storia di Football Manager. Capone. Capone, il nostro Bonaventura. Dio. Niente, questa azione non finisce mai. Lo faso. Boh, vai. Ai ai ai. Fuori gioco, niente. Ma, ci siamo o no? No, forse ho sbagliato io qualcosa. Vai, vai Piantina. Gol! Mamma mia, Fioi. Simone Edera. Mamma mia, che giocatore che ho preso. Bravi ragazzi. Attenzione però, attenzione, guerra. Ma perché dormiamo così? Bravo Bianchi. Non sono pienamente soddisfatto in difesa però, eh. Vai Melegoni, anche Melegoni deve fare meglio adesso. Vai Mele. Madonna, Madonna. Lo faso. Prima per sbaglio avevo schiacciato che dovevo rivedere le azioni già viste. Mi dispiace ragazzi. Ocio. Gerardi. Niente, stiamo soffrendo come dei cani. Gol. Uno a uno.
Alto Adige 1, Forlì 1. Ma non riusciamo a tenere un risultato. Vai Cutrone. Bravo, questo è una grande... Peccato, questo era bello. Primo tempo un po' così, sinceramente. Melegoni non mi è piaciuto. Mentre Stulek. Vai. Vai Stulek. Vai Capone, vai Al, vai Al. Niente da fare, a quadro. Sono molto coperti loro, Cutrone, Cutrone. Vai Garofalo, questa è un'opzione buona, vai Garofalo. Ah, peccato. Quadrado, bellissima, questa è stupenda. E c'è il gol ancora di Piantina. Mamma mia, la nostra Piantina, signori. Tattiche. Abbiamo Garofalo morto, mettiamo Popescu. L'ho visto veramente stanco. Ok. E poi così gli diamo anche un po' di ritmo a partita a certa gente, perché... Ecco, dobbiamo togliere Fofana. Dobbiamo cambiare i terzini, ragazzi, perché se non li do mai in ritmo a partita, sto che sto rischiando tanto, raga, ma... Adesso andiamo in contropiede, che è una tattica che mi ha sempre dato punti, vediamo. Devo dargli un po' di ritmo a partita anche a loro. Sono solo 2-1, è vero, ma a volte bisogna anche rischiare. Oddio, brutta punizione questa. Bravo Fachin. Buttala su, vecchio mio, buttala su. Fallo. 12 gradi comunque qui a Venezia, eh. Comincia a fare freddo. In questo... Rosso, bellissima. Buona, buona. Bravissimo Stulak. Vai Piantina, Stulak, Lora. Bravi ragazzi. Molto bene. Bel fraseggio. Contropiede giochiamo bene però, eh. A quadro, vai a quadro. Benissimo, benissimo. Questo dobbiamo fare, tenere palla. Perdere tempo. Ottimo. Bellissima, vai, vai Piantina. E c'è il gol di Cutrone. Oh yes. 3-1. Partita in cassaforte. Attenzione Gerardi, non prendiamolo. Bravo Bianchi, si va a vincere. Molto molto bene. Bella vittoria. Torniamo in testa con 6 punti l'Alto Adige, per carità, però va bene così. Allora, Loda. No, ma no. Allora, Cutrone. Complimenti per l'ultima partita. E lo stesso ancora a Piantina, perché sta giocando veramente... Recente è stato di forma. Sì, molto molto bene. Ok, allora, conferenza stampa, è stato partito Cutrone. Sì. È stato magnifico Piantina, perfetto. E adesso andiamo contro il Mantova, che abbiamo perso in Coppa. Allora ragazzi, mi rientra Clemenza, e chiaramente Clemenza è fondamentale, e ok. Anche Stiulak ha giocato bene però, infatti lo metto al posto... Lo metto al posto di Filippo allora. Ok.
Viene una squadra in forma, siamo contro la terza della classe, quindi sarà duretta questa, Sarà molto molto dura. E qua però mettiamo Ivan il Terribile perché dobbiamo farlo giocare un po', Diamo un turno di riposo a Cutrone, almeno nel primo tempo. E andiamo. Anche lui è un buon attaccante. Perché adesso tra i due, però voglio capire, visto che ne voglio tenere uno dei due, chiaramente sono più verso Cutrone, però voglio capire anche di questo Ivan, perché dopo magari è un bel giocatore, non lo so. Vogliamo riscattarci la prossima sconfitta di Coppa che non l'ho capita sinceramente. Buona fortuna, giochiamo in contropiede, che ho visto che il Venezia in contropiede fa buone cose. Vediamo, proviamo, vai. Mantova Venezia, terza partita e ultima del video. Vai piantina, nostra piantina. Buono. Ah. Quelli stadi della Lega Pro, che si sborda, sono tutti vuoti, Mamma mia. Ma l'11esimo 0-0 per il momento. Incoraggiamoli. Vai Diomizi. Clemenza della corte. Vai piantina, boom. Signori, questo è l'R.J. Robben di Venezia, Mamma. Questo può diventare un grande, Bisogna capire se è già nel massimo della sua carriera e non salirà più, e quindi può far bene solo in questa categoria, o se invece può far bene anche in B o in A. Grande Kume, bel acquisto. Dai raga, per piacere. Un leggero infortunio per Ivan, non bene, lo troviamo alla fine del primo tempo, dobbiamo levarlo. Ammonito Garofalo. Fine del primo tempo, 1-0. Mettiamo Cutrone, ragazzi. Ok. Il resto è in forma per il momento. Dai ragazzi, continuiamo così. Che voglio riscattarmi. Comunque abbiamo fatto passi da gigante rispetto alla prima di Coppa Italia, che ragazzi abbiamo preso delle bombe. 3-2 persa, ma 3-0 in mezz'ora. Cambiamo altri uomini. Allora. Clemenza rientrava dall'infortunio. La mettiamo a quadro. Ok. E poi che possiamo fare? Nella munizione di Garofalo mi preoccupa. Mettiamo Popescu. Proviamolo da esterno completo, visto che lui fa tanti ruoli. Dai ragazzi, andiamo a chiuderla se possibile. Vai Popescu, vai Capone. No, bravo Clemenza che la recupera. Cutrone. Che culo, Capone, Capone, Capone! Che miracolo, cazzo. Dai raga, dai che è finita, dai che è finita. No? Bravo. Ragazzi, il contropiede in trasferta siamo devastanti. A sto punto lo provo anche in casa, Sti 1-0 così sono fenomenali. Dai, andiamo a casa che ci aspetta qualche zoccolona veneziana. Vai Cotrone. Vai Popescu. Mettiamo Etile in mezzo per chiuderla. No, non la chiudiamo, ma mancano 10 secondi ormai. Bravo Popescu. Yes! Altro 1-0 in trasferta. Peccato perché la sconfitta veramente inaccettabile col Fano.
Però la Simone Edera è una roba devastante, ok. Sì. Sì, mi piacerebbe restasse, assolutamente. Capone un po' stanco. Buono raga, allora andiamo della classifica. Eccoci qua, siamo in testa, attenzione il crollo dell'Alto Adige, perfetto. Simone Edera è il capocannoniere, signore, questa cosa mi fa godere come un porco. Molto molto bene, molto bene. Vediamo i progressi. Bene, bene, dai. Sta migliorando, me lo godo tantissimo, perfetto. Molto bene. Raga, sotto il comandone veneziano, questa Venezia, c'è prossima giornata contro l'Albino F. Ciao!